È stata disposta l'autopsia sul corpicino del piccolo Giulio, il bambino di 3 anni morto nel reparto di pediatria dell'ospedale Sant'Orso di Schio. Il piccolo, che viveva con i genitori a Valli del Pasubio, aveva accusato forti dolori addominali ed è stato quindi portato in ospedale da mamma e papà. Sottoposto agli accertamenti di rito è stato dimesso, ma una volta tornato a casa si è sentito male di nuovo e le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate. I genitori l'hanno riportato al Sant'Orso, dove Giulio è spirato poco dopo. È un evento tragico che ha colpito sicuramente in modo importante i genitori, un evento inaspettato che è insorto dopo poche ore dai sintomi, è un evento per il quale noi siamo stati profondamente colpiti, per il quale vogliamo capire quali sono le cause del decesso di questo piccolo bambino. Sui fatti stanno indagando i carabinieri, ma l'unico adempimento in grado di fare luce su questa tragedia è proprio l'esame autoptico che lo staff di pediatria aveva proposto fin da subito ai genitori. Abbiamo già predisposto per l'autopsia perché noi proprio vogliamo capire cosa è successo e per riuscire a dare delle spiegazioni ai genitori e a noi stessi. Per il momento non riusciamo ancora ad avere un'idea di quello che è successo, ma confido nell'autopsia che ci possa dare delle risposte. L'ospedale di Padova era già pronto ad eseguire l'autopsia su richiesta dell'ospedale della Pedemontana. Ora invece bisognerà attendere i tempi della giustizia. I medici sperano comunque di avere il responso nel giro di poche ore. L'azienda sanitaria della Pedemontana ha intanto emesso una nota ufficiale esprimendo vicinanza ai familiari e cordoglio per la morte del bimbo. Siete preparati voi medici, gli operatori, psicologicamente a una cosa del genere? Non si è mai preparato a un evento del genere, si parla della morte di un bambino. Abbiamo poi tutti i supporti della psicologia clinica che c'è in ospedale, ma preparati non siamo mai preparati.